Qualità del latte e redditività aziendale. Di questo si è parlato a Vicenza durante un convegno promosso dall'ARAV, l'Associazione Regionale Allevatori del Veneto, realtà di 1800 soci con 180.000 capi, in prevalenza bovini. In questo momento di difficoltà del settore, che ha alti costi di produzione ma bassi prezzi di vendita, gestire in maniera imprenditoriale la propria azienda zootecnica diventa fondamentale per essere competitivi. Non c'è più il margine che c'era una volta, quindi per mantenersi al passo dei tempi bisogna affidarsi anche ai tecnici che seguono la stalla, ai controlli funzionali dove tutti i mesi vengono e ti danno i dati. Lavorando sui dati, lavorando su programmi, l'allevatore potrà avere in futuro. In questo percorso di rinnovamento un ruolo importante è rivestito dall'Associazione Allevatori. Sarà sempre più vicino all'allevamento e dovrà dare tutti quegli strumenti, e così ci siamo già attrezzati, per poter far sì che l'allevatore possa avere la possibilità di diagnosticare il proprio allevamento, diagnosticare i propri conti, entrare nel particolare per poter riuscire a continuare a fare l'imprenditore sostenibile nel senso che dovrà regolarsi sugli aspetti di reddito ma anche gli aspetti ambientali e del benessere animale. Sono tutte variabili nuove che si sono sviluppate in questi pochi anni, per i quali se non ci fosse un'associazione allevatori attrezzata per riuscire a dare un aiuto vero, reale all'allevatore, rischierebbe di macinare ulteriormente le imprese che possono stare sul mercato anche un domani. Nell'incontro dell'ARAV è intervenuto anche Clodovaldo Ruffato, presidente del Consiglio regionale del Veneto, che ha parlato degli impegni della regione sul fronte zootecnico. Molto interessata al dibattito la nutrita platea di allevatori presenti al convegno. Tantissimi allevatori sono venuti e sono stati attenti per 3 ore, che anche questo dimostra la problematica che è molto sentita in questo momento, e la problematica era proprio quella di come oggi si gestisce managerialmente una stalla attraverso l'aiuto degli strumenti che si possono mettere a disposizione degli allevatori. I controlli funzionali è uno strumento strategico per riuscire a gestire economicamente una stalla, e le stalle sono totalmente cambiate rispetto a una volta, e fare l'allevatore oggi vuol dire essere pienamente consapevole di tutto il mondo come sta andando, ma soprattutto essere pienamente consapevole degli strumenti che ci sono a disposizione per fare il reddito, altrimenti il reddito ben difficilmente si riesce a fare in stalla. L'ARAV, parallelamente al convegno, ha allestito una vetrina zootecnica con esposizioni di animali tipici del territorio e non solo, ma anche quelli in via di estinzione, come la pecora di fosa, allevata e tanto amata da Mario Rigoni Stern, oggi ridotta a soli 62 esemplari, o come la vacca burlina, nota per la produzione del rinomato Morlacco del Grappa.